Giudichiamo come? Giudichiamo per quanto riguarda le aspettative, diciamo buone. La Nuorese è riuscita a ottenere la permanenza in questo campionato, però sicuramente qualche puntino in più per aspirare a qualcosa di più ce l'aspettavamo. Quanta delusione c'è per non aver raggiunto quell'obiettivo che lei stesso, tra gli altri, aveva dichiarato nel giorno della presentazione di Jeddah questo inverno, insomma l'obiettivo dei playoff non è arrivato, adesso da dove si riparte, se si riparte, sentendo anche i dubbi sul futuro? Diciamo che adesso parliamo del presente, la delusione è tanta, cercheremo di fare quadrato e poi vedremo con la società che cosa si potrà fare. Sicuramente noi asperavamo qualcosa in più, io personalmente diciamo che non sono deluso, ho visto i ragazzi che hanno dato tanto, però è ovvio che abbiamo lasciato troppo in mezzo alla strada e queste cose poi si pagano. Cosa ha inciso maggiormente, i ripetuti cambi di allenatore, insomma, qual è la ragione per cui si è sbagliato poi quel passo in più che serviva? Diciamo che non siamo stati così convinti di andarsi a prendere le situazioni per capovolgere i risultati, questo è più che altro, nessun cambio di allenatori perché sono situazioni che avvengono, però è sicuramente la convinzione di tutti quanti di fare bene un po' più di quello che abbiamo fatto ci voleva, specialmente in modo particolare dal direttore e tutti gli altri. Giudizio su questo campionato di Serie D che volge al termine, oggi il risultato dello Stiamare tra l'altro vi dà anche qualche rimpiantino in più, che campionato stiamo vedendo, una sua valutazione anche sui verdetti che stanno arrivando? Credo che il campionato sia definito con le posizioni di due squadre che dovevano fare ammazzare il campionato e poi le altre erano tutte squadre che potevano dire la propria. La Nuorese ha fatto di tutto per potersi inserire. Purtroppo, come ho detto, la convinzione di tutti quanti, in modo particolare, come ripeto, dalla parte dirigenziale, che io mi metto in prima persona, non è stata così determinante per poter assumere una posizione ideale per questo campionato. Sulle tre sarde che hanno fatto un gran campionato, invece forse oltre ogni più rosa aspettativa, Olbia, Budoni e Arzachena, se l'aspettava, le ha viste ovviamente anche all'opera, cosa ci dice? Credo che l'Olbia abbia chiamato a pelle a dicembre, io le faccio gli auguri più sinceri. Per quanto riguarda Arzachena non avevo dubbi perché conosco Giorico che è uno che non molla mai e devo fare un grande applauso alla società Budoni per tutti i suoi giovani e in modo particolare l'allenatore che è uno che non molla mai.